Dossier 2017 sul fenomeno della migrazione, tra conferme e qualche novità, è stato presentato questa mattina all'Università di Cagliari. Sentiamo. Allora, un nuovo dossier per quanto riguarda l'immigrazione targato 2017, cosa racconta nei punti salienti il dossier? Allora, il dossier in generale, come rapporto diciamo, annuale, è un documento denso di moltissimi dati a livello nazionale e regione per regione, quindi diciamo, ha la capacità di offrire ogni anno a studiosi, ai politici, insomma a chi fa le politiche, uno spaccato dell'immigrazione in Italia. Per quanto riguarda la Sardegna, il dato è che fino ad ora abbiamo registrato una costante crescita degli immigrati. Quando parliamo di immigrati ovviamente noi non parliamo degli sbarchi, perché tra immigrati e migrante c'è una differenza sostanziale. L'immigrato è colui che arriva e si ferma e decide di vivere qua, poi per un più o meno breve periodo di tempo. Quindi noi raccontiamo i dati di questa dimensione. Cosa possiamo dire? Che quest'anno sono aumentati di 2.900 unità rispetto all'anno scorso. Non so se sono pochi, se sono molti, so solo che sono il 3% sul totale della popolazione sarda. Si differenziano a seconda delle province. Per esempio la concentrazione maggiore ce l'abbiamo nella provincia, come tutti sanno, di Olbia Tempio, e quest'anno si attesta al 7,5%. In generale il fenomeno dell'immigrazione però, quello che mi preme veramente dire è che è un fenomeno della globalizzazione. Qualcuno continua ancora, vedevo stamattina che ci sarà un convegno oggi sulla emigrazione. Cioè è lo stesso lato, è un diverso lato dello stesso fenomeno. La popolazione normalmente si sposta e quindi, per fare un paragone che può essere un paradosso, non possiamo più pensare che se un apparecchio cellulare, un frigorifero, un paio di scarpe viene prodotto assemblando pezzi costruiti in più parti del mondo, che questo non abbia un effetto sulla popolazione che è quel pezzo di popolazione, quel pezzo di manodopera che quei prodotti produce e che vengono prodotti e venduti spesso online in più parti del mondo. Questo non poteva non avere un'influenza sui movimenti della popolazione. Poi diciamo che le città, e quindi l'Europa, che ha le più grandi metropoli attrattive per molta parte di persone che arrivano soprattutto dall'Africa, non possiamo non pensare che questa sia una ribalta, perché la ribalta loro ce l'hanno dalla televisione esattamente come ce l'abbiamo noi. E quindi non è pensabile che si possa frenare un movimento di persone che arriva da aree sostanzialmente più povere verso aree che tendenzialmente loro immaginano estremamente ricche. In realtà questo non è, perché la popolazione si sta progressivamente impoverendo, sia in Italia che a Londra, che a Berlino. Cioè, parliamoci chiaramente, cioè, c'è una forza lavoro che in futuro sarà, come dice qualche studioso autorevole, del 33% che lavorerà nei settori, diciamo, cosiddetti della produzione industriale con bassa qualificazione. Tutto il resto sarà altissima qualificazione e questo 33% di persone si spartirà un pezzo di lavoro molto piccolo. E su quello si scateneranno ovviamente, si scatenano i mal di pancia anche locali, dei localismi. Nel suo intervento lei ha detto che il vero problema non è l'immigrazione di fatto, ma chi non riesce a dare un ordine alla progettualità nella gestione della migrazione. Io più che altro voglio pensare che mentre in passato abbiamo avuto, come dire, dei maestri di pensiero, no? Potevamo avere il cattolicesimo, potevamo avere il marxismo, il liberismo, che davano comunque una direzione. Quello che io sento che manchi è che mentre il mondo va come sta andando e come comunque l'economia, che poi è quella che ci domina, decide di andare, quello che manca non è un governo sovranazionale, che non ci potrà mai essere su questi temi, ma manca un'inversione di rotta su alcune questioni fondamentali che sono e continuano ad essere la grande redistribuzione del reddito nel mondo. Perché se noi continuiamo a pensare che sia normale che 8 persone al mondo abbiano
la più grande concentrazione nelle loro mani del potere economico e finanziario e tutto il resto del mondo è lì che corre come formichine, è questo, insomma, cioè, ci vuole qualcuno che una mattina si svegli, non una persona ovviamente, non stiamo evocando l'uomo forte o cose di questo genere, però che ci faccia ragionare un pochino anche socraticamente sul senso della vita, ecco, e che ci faccia tornare a diventare umani. Ma siamo di fronte a un problema con la P maiuscola o siamo di fronte a un falso problema secondo lei? No, allora per quanto riguarda la Sardegna non è un problema, perché avere un 3% di popolazione immigrata, di cui la metà peraltro che arriva dai paesi europei, stiamo parlando del nulla. Non possiamo però minimizzare che se arriva una nave carica di 1500 persone alle quali non viene dato o per le quali bisogna allestire comunque un'accoglienza, questo è un altro problema e questo è il problema, diciamo, delle nazioni, delle regioni. Non si può pensare, guardi, basta andare all'uscita di Cagliari, no? C'è un famoso ex albergo dove gli immigrati stanno seduti al quarto piano affacciati alla finestra con i piedi penzolanti di fuori. Voglio dire, se parliamo di accoglienza parliamo di una questione, se parliamo di immigrazione, di fenomeni migratori in generale parliamo di un'altra questione. Uno è una questione globale, internazionale, l'altra è come si fa l'accoglienza e una buona accoglienza umana e dignitosa a livello locale.